No, per la verità oggi abbiamo votato un provvedimento che riguardava generalmente la questione dei rifiuti più che altro e soprattutto dei consorzi che si occupano della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, all'interno del quale è stato presentato un emendamento dal consigliere Fracasso che noi del PDL abbiamo accolto all'unanimità, di fatto votandolo favorevolmente e facendolo passare. Quindi con l'approvazione di questo emendamento daremo l'opportunità anche alla questione di Cadelbue di essere analizzata in maniera più approfondita presso una commissione o presso la commissione ad hoc regionale, perché possa valutare effettivamente sui benefici o sulle problematiche relative ad una futura approvazione o un utilizzo dell'impianto di Cadelbue futuro. La soluzione è che di fatto verrà rimandato e demandato ad un piano regionale che ne valuterà attentamente tutte le conseguenze, quindi verrà fatta un'analisi di costi e benefici anche dal punto di vista ambientale, oltre che dal punto di vista socio-economico, sull'effettiva possibilità di utilizzare l'impianto di Cadelbue come termovalorizzatore.